Bene, grazie mille Mister Anton, grazie a tutti, grazie a chi ha voluto farmi venire da qua perché ero in Sardegna, ne sono dovuto venire avanti e indietro dalla Sardegna. Poi dovete anche scusarmi per la lingua, visto che purtroppo parlo spagnolo, italiano, portoghese, però con l'inglese proprio non arrivo ad avere un feeling particolare. Posso magari dire qualcosa, ma quando poi qualcuno parla in inglese io non capisco assolutamente niente, per cui faccio fatica a capire quello che dicono. Di conseguenza parlo italiano e spero che sia anche facile la traduzione, cercherò di parlare con calma e in maniera molto semplice in modo che le interpreti possono in qualche modo tradurre in maniera precisa. Io ringrazio davvero per l'invito, proprio perché ci siamo sentiti, almeno io non lo conoscevo prima, il signor Anton, probabilmente era tra il pubblico, ma ha voluto che venissi proprio per cercare di dare uno stimolo un po' a tutti voi, perché di fatto io sono circa, meno male, dal 1980, quindi 33 anni, che dopo 10 anni di lavoro in una banca tradizionale ho cominciato a vedere che già allora, quindi 33 anni fa, le banche non facevano il loro mestiere. In sostanza finanziavano solamente coloro che i soldi ce li avevano già e non li davano a coloro che ne avevano realmente bisogno. Lì c'è stata un po' una mia crisi particolare perché vivevo tutta una serie di iniziative sociali nel territorio e di conseguenza ho lasciato la banca con questo obiettivo: cercare di costruire tutta una serie di strumenti finanziari che dessero la possibilità ai cittadini di auto-organizzarsi, vale a dire di prendere nelle mani loro stessi la propria esistenza realmente e non farsi gestire da altri. Quindi il concetto, che era così molto interessante e in voga negli anni 70, nel mio periodo bancario, è il concetto dell'autogestione, che tra l'altro era un concetto anche a quei tempi sviluppato in molte parti dell'Europa. Autogestione nel senso più profondo del termine, vale a dire diventare protagonisti della propria esistenza e non essere vittime in qualche modo più o meno velato anche psicologicamente di altre persone. E quindi mi sono occupato di finanza etica e quindi di fare in modo che la finanza avesse un ruolo diverso rispetto a quello che originalmente o che normalmente viene inteso, cioè fosse davvero al servizio dei cittadini e al servizio delle persone. E il collegamento tra finanza etica sociale ed economia etica e sociale è stato molto chiaro, molto semplice, molto stretto. Di fatto io mi sono sempre occupato di fare e non solamente dire, per cui quello che normalmente i nostri politici fanno in queste fasi è che raccontano molte cose ma difficilmente riescono a realizzare qualcosa di concreto. Quindi le parole delle volte riempiono i convegni, ma poi nella realtà le cose realmente fatte sono complicate. E questo, se vogliamo rapportare tutto ad una fase storica attuale, è ancora più evidente un dato, che la finanza è al centro di tutto il processo del nostro mondo. Ha in mano le redini anche della politica. Io faccio sempre questo parallelo, dico che una volta, o perlomeno nella normalità di un processo, bisognerebbe che ci fosse la politica che determina i grandi schemi, i grandi sviluppi di un territorio, ci sia l'economia che è lo strumento operativo che fa lavorare le persone, li mette in comunicazione, li fa scambiare beni e servizi, e la finanza è il supporto all'economia, a qualcosa che è già stato precedentemente ben organizzato. Oggi è esattamente l'opposto ed è per questo che ci troviamo in questa situazione complicata, difficile. È la finanza che ha in mano le redini del potere di gestione. Nella stessa Europa le regole imposte agli Stati vengono imposte dalla Banca Centrale Europea o dalla Commissione Europea, che
non è eletta da nessuno di noi, perché noi eleggiamo il Parlamento europeo, che ha ancora poco potere. Ma la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, che è composta soprattutto da economisti, banchieri, finanzieri, grandi multinazionali, e determinano le politiche del mondo. E anche in Italia noi ci troviamo in questo momento con i dettami di adeguamento che non ci vengono certamente da una razionalità politica seria, bensì dalle esigenze del mondo finanziario. Avete anche detto tutti che in questo momento, almeno degli interventi che ho sentito questa mattina, mancano risorse finanziarie, non finanzia più nessuno. Quindi uno dei grandi problemi, anche qua, è che chi ha voglia di mettere in piedi qualcosa non ha poi le risorse necessarie. In Italia è drammatico, proprio le banche non finanziano nessuno, sono indebitate fino all'osso. Io sostengo, con me e tanti altri, che le grandi banche, quelle che vengono definite troppo grandi per fallire, hanno una serie di debiti infiniti, di conseguenza stanno cercando il modo per tappare i loro buchi e quindi non hanno certamente interesse o intenzione o nemmeno le risorse per finanziare l'economia. I cittadini italiani sono ancora ricchi, ma non so fino a quanto, perché l'economia sta precipitando e molte imprese chiudono al ritmo di 40 imprese al giorno. Siamo in una situazione veramente molto, molto complicata e molto complessa. Io, nella mia esistenza, nella mia storia, quindi l'associazione Soliles è solamente l'ultimo atto di un processo che io ho messo in piedi per cercare di dare una mano a questo mondo, di questo mondo dell'impresa innovativa, perché io mi occupo in modo specifico di economia sociale e solidale, quindi di finanza etica ed economia etica, vale a dire un'economia che secondo me dovrebbe essere la vera e unica economia possibile, perché deve essere fondata sul rispetto delle persone, sul rispetto dell'ambiente. Ora, io mi sono occupato sempre di cercare di mettere insieme i pezzi di questa società e fare in modo che i cittadini si sviluppassero con le loro mani o usassero in modo diverso le loro risorse. La prima cosa che ho cominciato a costruire, e credo che ancora adesso è un modello che sta sviluppandosi in Italia e che potrebbe essere utile ed esiste già in varie parti d'Europa, e non so bene cosa esiste qua, perché quando mi occupavo di finanza etica europea e mondiale non ho mai avuto modo di conoscere le esperienze in Slovenia, erano 6-7 anni fa. Ma mettere in moto degli strumenti finanziari di territorio, quelle che noi abbiamo chiamato MAG, mutue di autogestione, cioè il concetto dell'autogestione, cioè della responsabilità anche dell'uso del proprio denaro. Come tenete presente, per me il filo conduttore di tutta la mia esperienza e tutta la mia storia è sempre stato quello di cercare di fare in modo che i cittadini si prendano le loro responsabilità e non aspettino sempre e solo che ci sia qualche governo o qualche banca europea o qualche fondazione che paga i loro costi. Devono tirarsi sulle maniche e prendersi le loro responsabilità. Ovviamente ciò è molto complicato perché siamo in un sistema che vuole controllare tutto, quindi personalmente ritengo che ci sia una grave carenza di democrazia oggi, perché concetti come dialogo, coscienza, autonomia, indipendenza, autogestione fanno paura al potere costituito. Però è l'unica strada in questo momento che io vedo, soprattutto in questa fase attuale, per uscirne. Queste MAG, queste cooperative finanziarie, sono stato il primo strumento, quindi nata nel 1980, per cui 33 anni fa, e sono ancora in sviluppo e se ne stanno costruendo nuove in altre parti d'Italia. Sono delle semplici cooperative finanziarie che in un territorio stimolano i cittadini a risparmiare insieme, a mettere insieme i loro denari e non tenerli solamente in banca, affinché con questi denari possano aiutare a sviluppare delle iniziative del loro territorio, della loro realtà.
Tenete conto che se i cittadini non si prendono le loro responsabilità e aspettano semplicemente la politica e i governi, i passi avanti non si faranno mai, perché si sarà sempre vittime in qualche modo di qualcuno che ci dà una mano. In questo momento la mano è sempre meno, le risorse sono sempre meno, gli aiuti sono sempre meno. Una situazione come abbiamo sentito del Belgio prima è, non dico unica in Europa, ma siamo lì. C'è una diversità enorme di modalità di servizi sociali. In Italia non esiste nulla o poco di quello che c'è, che si è descritto in Belgio. Non so, qui in Slovenia, in Germania qualcosa in più, nei paesi nordici forse, ma al sud pochissimo. Ora, io stimolo semplicemente sempre i cittadini anche col loro denaro, perché se noi siamo in questo momento in mano alla finanza, vuol dire che o noi ci prendiamo nelle mani le nostre risorse, i nostri risparmi e cominciamo a decidere noi come gestirli, o altrimenti le cose non cambiano, le lasciamo sempre a queste banche che copriranno i loro buchi, ma non finanzieranno certamente lo sviluppo di un territorio. Queste MAG si sono sviluppate, sono diventate 7, 8, ora ne sto lavorando per crearne, dopo 30 anni, ne sto lavorando per crearne un'altra in Sardegna, dove sto andando a lavorare con una certa frequenza, adesso anche vi spiego tutta una serie di altre cose che sto facendo. E c'è a Roma, a Firenze, in Lombardia, in Piemonte, e sono strumenti proprio di partecipazione dei cittadini che poi possono, attraverso queste forme, andare a decidere come finanziare, perché le vedono, sono nel loro territorio, si conoscono, è una questione di legame non solamente di carattere formale, tecnico, o di garanzie immobiliari o di altro genere per ottenere un finanziamento, ma sono garanzie personali, umane, di relazione e di contatto. In questo periodo è stato anche interessante le forme di organizzazione dei cittadini. In Italia sono nate delle cose estremamente interessanti legate al mondo della rete dell'economia solidale, che si chiama RES. Si stanno costituendo giorno dopo giorno costantemente nuovi gruppi di acquisto solidale. Non so se voi avete mai sentito parlare di questa cosa. Sono gruppi di cittadini che si auto-organizzano per andare a comprare i loro prodotti, i loro servizi, facendo accordi direttamente con gli agricoltori, con i produttori del loro territorio. Sono delle forme estremamente interessanti, sono ormai in Italia più di 2000 di questi gruppi d'acquisto solidale che si raggruppano in gruppi di 50-100 persone, si organizzano per i loro acquisti e per le loro spese e per i loro servizi. Adesso stanno anche avviando uno sviluppo sulle assicurazioni, c'è un'assicurazione sociale che ha fatto un accordo con una compagnia tale per cui c'è la possibilità di ottenere dei buoni prezzi anche sull'assicurazione delle vetture per coloro che vivono in questa rete, che sono grosso modo, dai calcoli che vengono fatti, dagli ultimi calcoli, circa 500.000 persone in Italia aggregate intorno ai gruppi d'acquisto. Quindi 500.000 persone che possono potenzialmente essere anche soggetti che risparmiano in modo diverso, eticamente differente. Soprattutto se riescono, io lo ripeterò costantemente questo perché è una cosa per me importantissima, se riescono a comprendere che devono loro prendersi la propria esistenza nelle loro mani. Non può essere più lasciata in mano a coloro che fanno tutto per essere contro di voi, non con voi. O perlomeno si tratta di fare una buona selezione per capire chi, governi e istituzioni, sono con voi. Perché in questo momento c'è una grande lotta di potere a livello internazionale, purtroppo, dove sta vincendo la finanza e quindi si stanno sempre più raggruppando in mano a poche persone un grande potere gigantesco che influenza ogni cosa, quindi influenza anche attraverso i media, tutta la coscienza, la cultura dei cittadini, e quindi è molto complicato e difficile trasmettere un nuovo modello culturale di organizzazione sociale, molto difficile, perché ci vogliono grandi mezzi.
Per cui io sempre invece lavoro sul territorio, con i cittadini, con la gente, cercando di parlare, comunicare con loro, il che non è facile perché bisogna andarli ad incontrare nel territorio. Ma è un modo per difendersi di fronte alla potenza che noi abbiamo intorno a noi. Io ho una visione molto difficile, per non dire negativa del tutto, di quello che sta accadendo nel nostro mondo. Per cui se io dovessi fare un lavoro sulla macroeconomia o pensando in termini macroeconomici sono abbastanza demoralizzato. Quindi in qualche modo viene a mancare un po' la forza quando mi guardo davanti a questi grandi scenari. A questo punto non posso che dire, vabbè, insomma, però non possiamo mollare, lasciar perdere tutto. Cerchiamo di fare qualcosa, cerchiamo di noi stessi di prenderci in mano un po' quello che noi siamo in grado di fare e se siamo in grado di mettere in moto dei piccoli processi anche di risparmio locale per almeno avere una gestione di una parte dei nostri quattrini è estremamente interessante. Anzi, in un contesto dove il denaro e la finanza è al centro del mondo, è chiaro che o cominciamo dalla finanza, dal denaro, dal nostro denaro, o altrimenti partiamo da un angolo che non è in questo momento il più importante. Serve anche lui, ma non è il più importante è il denaro in questo momento. Ce l'hanno imposto e di conseguenza prendiamone coscienza. Partiamo da qua, se riusciamo davvero a muovere qualcosa. Io credo che se si riuscisse a mettere in moto dei processi locali di auto-organizzazione a questo livello, bisogna vedere le legislazioni che ci sono, i limiti, perché in Italia hanno posto poi, dopo un inizio molto interessante, il potere finanziario ha cominciato a porre dei limiti, allora ha detto sì, volete occuparvi del vostro denaro, bene, però ci sono dei limiti di capitalizzazione, dovete trovare X per poter sviluppare il vostro progetto, altrimenti non vi do l'autorizzazione ad esercitare il credito. Anche qua, no? Le banche centrali, il potere che deve dare l'autorizzazione a esercitare il credito, cioè i nostri denari dobbiamo essere autorizzati ad utilizzarli. È proprio il potere che sta stringendo, per cui in qualche modo noi dobbiamo prenderci delle responsabilità. Un'altra cosa estremamente interessante che sto sviluppando, o perlomeno che a me interessa particolarmente, che ha dato dei buoni risultati, è quello di andare a cercare nei territori dei comuni, delle municipalità, delle amministrazioni locali virtuose, aperte ai cittadini, che vogliono fare qualcosa per loro. Vale a dire che vogliono aiutarli a stimolare un po' le idee, l'imprenditorialità, e lo faccio anche con questa mia associazione. Allora si va dal comune e si dice: hai delle risorse a disposizione per aiutare i cittadini a mettere in moto dei progetti, delle iniziative, qualcuno che ha delle idee? Oggi, soprattutto i giovani, di idee ne hanno molte, poi non sanno mai dove andare a trovare il modo per trovare quattrini o qualcuno che li aiuta a realizzarli davvero. Allora ci sono dei comuni, ho fatto delle bellissime esperienze a riguardo, che hanno a disposizione una certa somma di denaro e ho costruito un processo per cui una parte di questo denaro viene realmente usato per l'accompagnamento tecnico da parte dei tecnici locali e un'altra parte invece viene messa in un fondo di garanzia presso un istituto di credito e con un accordo che questo istituto di credito sulla base di questa garanzia finanzia 3-4 volte il capitale messo a disposizione. Questa cosa l'ho fatta principalmente fino ad oggi con Banca Popolare Etica. Non so se voi avete mai sentito parlare di questo progetto. È una banca che è nata in Italia 12 anni fa. Io sono tra i fondatori di questa banca, dopo aver messo in piedi tutta la rete della finanza etica delle cooperative finanziarie maghe in Italia. Sono tra i fondatori della Banca Popolare Etica, attualmente anche membro del comitato etico di questa banca. E questa banca è molto vicina proprio ai cittadini, cerca di essere diversa dalle altre banche proprio perché è probabilmente forse l'unica o una delle poche che in questo momento ancora finanzia l'economia reale.
non ha speculazioni, investimenti in derivati, è strettamente connessa al territorio e lavora con i cittadini. Ha 17 filiali in Italia, per cui è abbastanza estesa, ma non ancora sufficientemente grande per poter risolvere o affrontare tutti i problemi che la finanza etica, che la finanza ha o i cittadini hanno a livello nazionale per la messa in moto dei loro progetti. Però Banca Etica si è resa disponibile in questo progetto che vi dicevo prima con gli enti pubblici a fare a moltiplicare le possibilità di finanziamento fino almeno a 3 e poi se le cose funzionano bene anche 5 volte il capitale di rischio messo a disposizione. Questo è un modo anche per aiutare l'ente pubblico ad utilizzare nel miglior modo le proprie risorse finanziarie, per cui una risorsa di 100 può diventare come disponibilità di finanziamento fino anche a 200, 250. E queste sono forme che devono comunque separare molto bene le questioni, cioè le amministrazioni pubbliche non possono fare i finanziatori, non possono fare un'attività che non è loro, non possono fare finanza, ma in accordo con degli strumenti del territorio dedicati allo sviluppo del territorio possono essere estremamente interessanti, perché è chiaro che se si ha al fianco l'ente pubblico, cosa rara oggi, è chiaro che se si ha al fianco un ente pubblico è più facile, è più semplice riuscire a realizzare delle cose. Però anche qui bisogna che i cittadini ci mettano del loro, ci mettano delle loro idee, del loro impegno, del loro lavoro, delle ore di lavoro, perché senza di loro non si può fare nulla. Quindi un lavoro, quello che mi piace di più fare, o perlomeno quello che mi trovo a fare con maggiore intensità, perché ritengo che sia ancora fortemente necessario, ancora di più oggi, è davvero una formazione culturale a un nuovo modo di gestire l'economia e la finanza. Perché quello che io vado a dire in giro è ormai non bisogna più parlare di finanza in termini di denaro, ma è un processo mentale e culturale nuovo che deve innescarsi se vogliamo davvero gestire in modo diverso la nostra vita, le nostre risorse e la nostra quotidianità. Se continuiamo a vederlo in termini esclusivamente di risorse finanziarie, rischiamo di perdere di vista i veri valori che ci sono dietro al lavoro e alle nostre prospettive. Perché la finanza azzera tutto, pianifica tutto. Hai risorse sì, non hai risorse, sono io il tuo padrone, quindi fai quello che dico io, o perlomeno muori di fame delle volte, perché è questo che sta succedendo, purtroppo. Una delle ultime cose che io sto cercando di fare, io non vorrei essere troppo lungo perché, come dicevo prima a Mr. Anton, mi piace molto di più che voi facciate delle domande, io poi finirò con delle ulteriori idee o provocazioni o riflessioni che spero scatenino un po' la vostra attenzione. Una delle cose che in questo momento sto seguendo e che si sta sviluppando molto bene, soprattutto in Sardegna, perché è nata lì, da dei giovani, 4 giovani che hanno studiato all'estero, di un paesino all'interno della Sardegna, 25 anni, che avevano 25 anni tutti, quindi giovani, che avevano una bella idea imprenditoriale. A un certo punto hanno cominciato a studiare tutto ciò che esisteva nel mondo in termini di monete complementari. Presumo, non so se avete mai sentito parlare di questa roba, no? Vale a dire sistemi di scambio, monete di scambio diverse dall'euro, diverse dal dollaro, diverse dal peso, diverso dalla moneta corrente locale. In un sistema talmente difficile e complicato come quello attuale, dove la liquidità è sotto zero, avere la possibilità di risparmiare euro è estremamente utile, importante. Vuol dire riservare degli euro per pagare delle cose che magari prima non avresti pagato, avresti lasciato per lungo tempo dietro le spalle, quindi aspettavi a pagarle, quindi non avevi liquidità. Sardex è quindi un sistema
di scambi tra aziende di beni e servizi senza uso di denaro. Vale a dire, le aziende si scambiano beni e servizi, si fatturano reciprocamente e compensano fattura con fattura. Voi direte il banale baratto. Non è proprio così, perché il baratto si fa tra due persone, vale a dire io do una cosa a te e tu mi dai un controvalore e tutto finisce lì. Qui si è trattato, non è una cosa nuova, si è trattato di mettere insieme, di fare un sistema in modo che ci sia uno rispetto a un numero ampio di aziende col quale scambiare beni e servizi. Un modello di questo genere, uno dei più importanti e storici esistenti, esiste in Svizzera. Pensate, la Svizzera è nato nel 1933, quindi poco dopo la grande crisi del 29, probabilmente era già nata in quei casi, c'ha circa 80.000 aziende associate e circa 80 anni di storia praticamente, no? E circa 70-80.000 aziende associate che si scambiano beni e servizi tra di loro senza usare il franco svizzero. Questo funziona anche come stanza di compensazione, vale a dire quando c'è molta liquidità in un circuito, allora si usa di più la moneta locale, la moneta corrente. Quando c'è meno liquidità si usa invece un'altra moneta o un'altra moneta virtuale. Questa non è una vera e propria carta moneta, è una moneta virtuale. È nata proprio, come vedete, in un momento di crisi, quando non c'è più credito. Sardex dice, bene, allora se noi riusciamo a mettere insieme una rete di aziende che, associandosi tra di loro, si scambiano beni e servizi, compensandosi fattura con fattura, noi abbiamo risolto il problema. Bene, si è definito che virtualmente un euro era uguale a un Sardex. Sardex sarebbe questa moneta virtuale con cui vengono convertite le fatture che vanno nel bilancio, perché nel bilancio di ogni azienda c'è un conto di compensazione che si chiama Sardex, è una forma di pagamento, come una banca o una cassa. Uno si associa, aderisce, ovviamente tutto viene via internet, c'è una card e poi sono zero interessi, perché questo è un modo attraverso cui le aziende si fanno credito tra di loro, perché ogni volta che uno acquista o vende si genera un credito e un debito, per cui un'azienda rimane a credito e un'altra azienda rimane a debito. Però quella a credito ha dei crediti da poter spendere, quindi da compensare per acquistare da un'altra parte. Chi ha debito può vendere dei propri prodotti compensandoli con i propri servizi. Ed è una cosa che si sta sviluppando in maniera gigantesca. Oltretutto i membri, e questo è estremamente interessante per il progetto sardo, hanno a disposizione a livello centrale delle persone che li aiutano a comprare e vendere i loro prodotti quando hanno difficoltà a trovare qualcuno che li acquisisce o quando hanno bisogno di trovare un prodotto di cui hanno bisogno ma che non hanno. Quindi delle persone, vengono promosse le loro aziende, vengono organizzati eventi, incontri per conoscersi tra le persone. Una situazione di questo genere è chiaro che è uno strumento estremamente interessante per questi tre motivi. Potenzia ovviamente le attività di un territorio o quelle che sono dentro la rete, perché facilita gli scambi tra le persone che sono all'interno di questa rete. Se in una regione, poi in particolare la Sardegna è anche un'isola, quindi stimola la spesa nel territorio, quindi il denaro rimane e circola e quindi l'attività rimane e circola dentro nel territorio stesso. E quindi ovviamente la prosperità di un territorio cresce e tutto questo si può fare in parte senza utilizzare degli euro, ma semplicemente scambiandosi beni e servizi in un territorio. Attualmente ci sono 1400 aziende associate e stanno crescendo a un ritmo enorme, vale a dire circa 40-50 al mese. Io l'ultima volta, quando sono stato in Lituania, erano 1200, adesso sono già 1400, era luglio in quel periodo.
In più ci sono queste 400 persone singole. Chi sono? Queste, è estremamente interessante anche questa evoluzione. Le imprese che hanno i loro dipendenti, quando hanno dei crediti, se i dipendenti li accettano, perché hanno bisogno di comprare nella rete o hanno la possibilità di farlo, vengono pagati in parte anche in crediti. Quindi si fa il conteggio dello stipendio, uno deve prendere 1.000 euro, può prendere 900 euro realmente e 100 crediti. Questi crediti li va a spendere in un negozio o in un'azienda per comprare beni e servizi ed è l'azienda in un territorio, sviluppa l'economia del territorio, sviluppa le aziende associate, quindi sono dei sistemi estremamente interessanti di sviluppo. Guardate anche sotto l'evoluzione, nel 2010 era inesistente, nel 2013 è una progressione geometrica, l'anno scorso sono stati transati 4 milioni e mezzo di euro, quest'anno probabilmente si arriverà a 14 milioni di euro, 14-15 milioni di euro, cioè più di 1 milione di euro al mese transati in questa forma senza uso di euro, cioè 1 milione e mezzo, 14 milioni di Sardex di fatto. Virtualmente vengono queste transazioni tra aziende. Ed è un sistema estremamente interessante, soprattutto, lo ripeto, in un momento di crisi come l'attuale, è secondo me un elemento fondamentale. Io mi sono sempre interessato di queste cose, conoscevo già tutti questi strumenti di moneta quando è nato qua in Italia e ho avuto modo di conoscere questi ragazzi, io mi sono subito fiondato là e ho cercato di dargli una mano e adesso sto aiutandoli anche a sviluppare questa rete su tutto il territorio nazionale. Come vi dicevo prima, dal B2B vuol dire business to business, stiamo a B2 employment, vale a dire le aziende che pagano i propri lavoratori e si sta sempre più sviluppando anche questo perché le aziende hanno modo di risparmiare liquidità, oltretutto perché danno crediti anziché euro, gli euro vengono utilizzati per l'altro e il circuito funziona perfettamente uguale. L'ultimo passaggio, ma siamo ancora un po' distanti perché ci stanno ancora lavorando, è arrivare a tutti i consumatori, perché qua bisogna mettere in mente degli strumenti diversi. Ultimo aspetto, qua stanno nascendo degli altri circuiti, come vi dicevo, in Italia, nelle varie regioni italiane. Si presume che entro la fine del prossimo anno ce ne saranno circa 14-15 in tutta Italia, in tutte le varie regioni. Io sto girando anche nelle varie regioni per aiutare questi circuiti a svilupparsi e soprattutto, proprio perché mi interessa molto l'aspetto culturale, come vi dicevo prima, io cerco anche di portare queste aziende a una riflessione sull'etica nell'economia, l'etica dei comportamenti, l'etica dello sviluppo delle reti, perché bisogna, quando si presentano, si avviano delle cose nuove, è molto importante che ci siano anche dei momenti in cui si capisca come è meglio fare per non cadere negli stessi errori della finanza, dell'economia attuale, che non fa altro che frustrare i cittadini sostanzialmente, spesso e volentieri, cioè li considera come degli oggetti ma non come delle persone che pensano, che agiscono e che hanno una testa per poter scegliere. Finisco questa cosa, io spero poi dicevo che io sono andato adesso anche nelle Marche e in Molise, ma c'è anche la Toscana, la Lombardia, l'Emilia e altre regioni italiane, per chi conosce un po' l'Italia, su cui stanno nascendo questi circuiti. Quindi questo qua è praticamente fine la presentazione. Voglio concludere con questa cosa qua, che è una cosa interessantissima, o perlomeno mi ha colpito, perché pur avendola chiara non l'avevo mai vista in questa luce. Magari poi l'economista italiano che c'è qua mi darà una mano, visto che potrebbe essere interessante. Ci rifacciamo alla Rivoluzione francese, dove le 3 parole chiave erano libertà, uguaglianza e fraternità. Liberté, égalité, fraternité. C'è un economista, Luigino Bruni, che ha scritto un bellissimo libro in italiano, dove lui fa tutta una serie di riflessioni sul tema della libertà, dell'eguaglianza, del mutuo vantaggio, dei beni comuni, che sono estremamente interessanti. Però alla fine della sua ultima parte del capitolo dice: ma va bene, noi abbiamo parlato molto di libertà e uguaglianza, ma abbiamo parlato poco di fraternità. Perché questi della Rivoluzione francese hanno messo di mezzo questo termine, fraternità?
che cosa vuol dire nella sostanza? Beh, io riflettendo ci ho pensato un po' partecipazione, solidarietà, rete. E effettivamente è questo probabilmente che ancora o che manca molto o che io direi bisogna riprendere un po'. Rendersi conto che in qualche modo il concetto di fraternità è un concetto profondamente economico, perché noi abbiamo bisogno sostanzialmente l'uno dell'altro e se non riusciamo davvero a creare questi sistemi di relazione umana, sociale, fraterna tra di noi e pensiamo, come ci ha indotto a pensare il denaro, la finanza, che siamo dei bei soggetti unici, isolati, liberi e quando abbiamo denaro possiamo fare tutto quello che vogliamo, è chiaro che il mondo andrà sempre più di traverso. Io vi ringrazio.